La giovane cantante di Porto Empedocle, Claudia Iacono, in arte Ibla, alunna della scuola di amici di Maria De Filippi, con il suo progetto Pi non perdere Lucundu, si è esibita sul palco del Teatro Pirandello insieme alla sua band, raccontando e cantando l'artista licatese Rosa Balistreri. Dopo diversi anni di lavoro, afferma Ibla, di ricerca, di sperimentazione, porto per la prima volta in teatro il progetto su Rosa Balistreri e spero di riuscire a portare questo lavoro in giro non solo per l'Italia ma nel mondo intero. Con la sua voce avvolgente, la cantante empedoclina Ibla, a piedi scalzi sul palco, ha raccontato la vita di Rosa, la storia di una donna forte e coraggiosa che ha vissuto nella povertà e nella violenza, una donna che ha saputo prendersi la sua felicità, che per essere riconosciuta è dovuta morire. Questo è il tributo appunto a Rosa Balistreri.